Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, insieme in Europa, un'opportunità per i neolaureati del Friuli Venezia Giulia. Carenza di personale nel terzo settore, l'allarme della cooperazione sociale. Perché in una cooperativa c'è democrazia economica? Credi Friuli, premio welfare a tutti i 178 collaboratori. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La Trieste Car Service nasce ormai dal giugno del 2020, è una società cooperativa di produzione e servizi. Che cosa facciamo nello specifico? Siamo circa 13 dipendenti, per lo più giovani, e facciamo un servizio di car valet. Cos'è il servizio di car valet? Praticamente noi offriamo un servizio a tutte le strutture ricettive del territorio di Trieste. Ci approcciamo agli hotels, ma non solo, bed and breakfast, tutte le strutture ricettive. L'idea è nata come? L'idea è nata perché un servizio di car valet? Perché la realtà di Trieste, nel territorio di Trieste, la conosciamo relativa ai parcheggi. Quindi ci sono tante realtà che non hanno i parcheggi a Trieste. E quindi abbiamo pensato di creare una cooperativa che desse la possibilità al cliente di una struttura ricettiva qualsiasi proprio di avere la possibilità di arrivare qui e avere la possibilità di portare via la macchina. Quindi come funziona il servizio? Andiamo in cerca di trovare dei clienti e quindi degli hotels in particolar modo e facciamo delle convenzioni e degli appalti. Questo un po' in sintesi. Ci siamo sviluppati, siamo ancora una start-up, quindi siamo molto giovani, ci siamo messi nel territorio, ci siamo approcciati proprio con il primo appalto a settembre e pian pianino stiamo sviluppando il nostro business. In questo momento stiamo facendo soltanto car valet, ma in un'ottica futura ci dedicheremo anche a un servizio di privati e anche, perché no, il cruise valet e probabilmente anche NCC. Questo sarà il nostro core business del futuro. Inoltre vogliamo dare la possibilità ai clienti degli hotels di avere una mappatura a 360 gradi, quindi non solo il servizio di portare via l'autovettura, ma se ha bisogno di un lavaggio dell'automobile glielo facciamo il rifornimento e pian pianino ci porteremo anche al rifornimento dell'energia elettrica, oppure anche se uno deve cambiare le gomme o un tagliando, perché no? Noi ci organizzeremo in modo di dare un servizio a 360 gradi al cliente finale. Il mondo cooperativo è preoccupato per la drammatica carenza di numerose figure professionali nella filiera del welfare regionale. 3 i fattori che vengono evidenziati da Luca Fontana, presidente regionale di Federsolidarietà FVG. Forte tasso di abbandono durante la formazione, tensione al ribasso negli appalti pubblici, lavoro di cura con una bassa percezione pubblica.
Rispetto al passato non c'è più un problema di limitata offerta da parte del sistema formativo. È infatti in corso uno sforzo coordinato tra associazioni di categoria, istituzioni, università ed enti di formazione per promuovere i percorsi di formazione e colmare il gap tra domanda e offerta di figure professionali nel comparto, ma siamo ancora molto lontani da risolvere il problema. Il problema vero, paradossalmente, è che c'è un forte tasso di abbandono durante i corsi di formazione, che spesso annulla tutti gli sforzi messi in atto. Al problema si aggiunge inoltre quello del riconoscimento economico delle importanti professionalità presenti nel settore. Le basi d'asta degli appalti pubblici spesso, infatti, non recepiscono nemmeno gli aumenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, l'ultimo di quasi il 6%, costi che di conseguenza rimangono a carico delle cooperative sociali, che applicano il contratto collettivo del settore. Le dinamiche degli appalti pubblici creano da anni una tensione ribassista sui salari che colpisce tutto il settore e che Confcooperative giudica inaccettabile. La scarsa attrattività tra i giovani delle professioni legate al lavoro di cura, nonostante le ottime prospettive di collocamento lavorativo, va affrontata con un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le istituzioni, sottolinea Confcooperative. Avrà il valore di 1.000 euro il premio straordinario che ognuno dei 178 collaboratori di Credit Friuli riceverà prossimamente per il terzo anno consecutivo. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione della banca, presieduto da Luciano Sartoretti, per testimoniare la riconoscenza per la dedizione che tutti gli operatori hanno dimostrato in quest'anno, lavorativo e personale, particolarmente complesso. Il Consiglio di amministrazione vuole esprimere gratitudine verso tutti i collaboratori, sottolinea Sartoretti, che hanno dimostrato di avere sorprendenti capacità di adattamento alle continue novità in corso, ma non di meno fanno registrare un importante e positivo impegno da parte di tutti verso le esigenze di soci e clienti. Il premio, un credito welfare, ha un valore di 200 euro in buoni carburante, sommati a 800 euro spendibili in servizi welfare di svariati ambiti tra i quali salute, istruzione, tempo libero e previdenza complementare. Siamo una startup giovane, giovanissima, perché appunto ci siamo costituiti nel giugno del 2020 e quindi qual è il nostro obiettivo? Certamente di dare un servizio totale al cliente e abbiamo visto che questa cosa funziona perché siamo partiti con un appalto solo, ma adesso siamo già con 5 hotel e stiamo andando a concludere ancora dei contratti con dei bed and breakfast. E al cliente piace questa soluzione che praticamente il cliente arriva, lascia l'autovettura, noi abbiamo tempo 30 minuti per arrivare alla reception, la reception ci consegna le chiavi dell'autovettura, noi si fa le foto così garantiamo come era lo stato dell'autovettura all'inizio e partiamo nel nostro sito, nella nostra autorimessa. Quando la reception ci chiama, il cliente vuole andare a cena o piuttosto parte, noi riconsegniamo entro 30 minuti, riconsegniamo all'hotel le chiavi con l'autovettura. Questa cosa sta funzionando molto bene, siamo soddisfatti di come stiamo lavorando e abbiamo visto che c'è molto interesse su questo tipo di servizio, tant'è che nel 2022 contiamo di ampliarci ancora di più. Qualcuno potrebbe dirci se siamo stati dei folli a creare una cooperativa nel giugno del 2020, ma noi ci abbiamo sperato e contato molto proprio perché Trieste sta facendo dei numeri sempre più interessanti rispetto al turismo. Basti pensare quanto sviluppo c'è stato in questi ultimi tempi, grazie anche alle crociere, c'è molta attività. E noi abbiamo pensato che se riusciamo a stare in piedi nel momento più critico, se vogliamo, del 2020, sicuramente poi sarà una spianata ed è per questo che con grande dedizione stiamo portando avanti il nostro progetto.
Salve a tutti, oggi incontriamo il dottor Enrico Villani, laureato in diplomazia e cooperazione internazionale all'Università di Gorizia. E lui è appena rientrato da Bruxelles, dove ha svolto uno stage presso l'ufficio di collegamento della regione, e questa esperienza è stata possibile grazie a un bando regionale che viene promosso tutti gli anni da Confcooperative e dall'Associazione regionale delle banche di credito cooperativo. Cosa succede a Bruxelles? Perché? Qual è l'importanza di questa esperienza? Ce lo racconta lui stesso. Dottor Villani, lei dopo la laurea in diplomazia e cooperazione internazionale ha vissuto una interessante, mi pare, esperienza a Bruxelles grazie a un accordo fra banche di credito cooperativo, fra Confcooperative e la regione. Come si è svolto esattamente questo percorso? Allora, il percorso per poter accedere alle borse di studio della Confcooperative prevede una candidatura ad un bando che è aperto per laureati entro i 12 mesi dalla laurea magistrale e prevede la presentazione della candidatura con una lettera motivazionale che passa attraverso una commissione. La commissione valuta le diverse candidature che sono arrivate e stila, in base a dei punteggi, determina l'assegnazione alla borsa di studio. Quindi quali erano le sue motivazioni e cosa è successo a Bruxelles, quindi all'interno di questo ufficio che fa direttamente riferimento alla regione? Sono sempre stato alquanto interessato al mondo della diplomazia, al mondo della cooperazione internazionale. Per l'appunto mi sono laureato in quest'ambito, quindi è sempre stato un faro, diciamo, per me sin da quando ero alle scuole superiori. Del bando di Confcooperative io sono venuto a sapere già ai tempi della triennale, infatti appena ho saputo del tipo di lauree che erano richieste per poter partecipare, ho deciso di iscrivermi subito alla laurea magistrale a Gorizia perché mi avrebbe permesso di poter partecipare. Il tirocinio, dopo una prima fase, insomma, è introduttiva, nella quale si conoscono i diversi funzionari che sono presenti a Bruxelles e in una parte di formazione iniziale. Potremmo dire che la natura stessa dell'ufficio di collegamento permette di acquisire delle competenze tanto in ambito amministrativo quanto in ambito proprio di mera rappresentanza, potremmo dire. Durante il mio tirocinio infatti è stato possibile partecipare e collaborare assieme alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea e in occasione del Europe Day, ovvero sia dell'evento in occasione del Trattato di Schuman. E anche in ambito di promozione del territorio, in occasione in particolare della visita del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, in cui c'è stato possibile organizzare un evento di promozione dei prodotti tipici friulani da poter presentare appunto ad un'audience internazionale. Dunque è un'esperienza molto ricca, capisco, molto complessa, anche se forse la durata breve di 6 mesi, ma comunque molto intensa. Ecco, a questo punto vorrei una conclusione di questo tipo, nel senso che cosa è servito a lei in questo periodo per maturare, per crescere, e cosa è utile per la nostra regione e intesa anche come mondo cooperativo in genere di questa esperienza. Innanzitutto considero che l'operato degli uffici di collegamento della regione siano molto importanti a livello europeo perché un attore principale, un attore chiave come l'Unione Europea, che quotidianamente e sempre più incide sulla vita degli Stati attraverso regolamenti, direttive e sostegno finanziario a diversi programmi di cooperazione internazionale, va a incidere sempre più sulla vita degli Stati, delle regioni e di conseguenza anche dei cittadini. Quindi da questo punto di vista ritengo che l'operato degli uffici di collegamento sia molto importante. Dal punto di vista professionale invece mi è stato molto utile per cercare di capire quelle che erano le mie ambizioni, quelli che erano i miei interessi. Mi è stato possibile riuscire a iniziare a muovermi finalmente nel mercato anche del lavoro e vedere effettivamente come l'Unione Europea opera e come la nostra regione si impegna nella rappresentanza quotidiana degli interessi della regione. È stata un'esperienza molto arricchente sia dal punto di vista umano che professionale. Sono veramente convinto del fatto che ogni persona che ho conosciuto, ogni esperienza che ho potuto vivere, e anche sia umana che professionale,
e ogni conoscenza che ho acquisito durante il corso di questi 6 mesi siano un po' dei tasselli che sono andati effettivamente a completare un puzzle che ha reso questa esperienza effettivamente unica, sia dal punto di vista umano che professionale. E lo consiglio vivamente a qualunque ragazzo o ragazza che abbia voglia di mettersi in gioco e di provare un'esperienza nuova, e spero veramente che Confcooperative possa effettivamente continuare a elargire questa borsa di studio e quindi dare la stessa opportunità che ho avuto io, poterla dare anche a qualsiasi ragazzo o ragazza che effettivamente abbiano voglia di provare un'esperienza del genere. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La latteria di Campolessi, sita in Gemona, è nata nel 1908, ovvero 114 anni fa. Nata ovviamente dall'unione di tanti piccoli produttori di soci che si sono uniti per poter lavorare il latte ed è stata una fra le tantissime turnarie del Friuli. Turnarie che dai 600 unità che contava negli anni 60 è rimasta adesso a solamente 6-7 unità in tutta la provincia di Udine. Cos'è una turnaria? La latteria turnaria è una forma semplicissima di associazione fra produttori. Non è una latteria tradizionale, ovvero non acquista il latte, non vende il latte, ma fa un servizio di trasformazione ai soci. Infatti la nascita delle turnarie serviva proprio a trasformare il latte dei soci che producevano in formaggio e veniva restituito poi ai soci. Come funziona? Ogni socio conferisce il latte giornalmente alla latteria, quelli più vicini anche la sera. Viene annotato il suo versamento, chiamiamolo, di latte su un libretto e su un registro. Funziona come un conto corrente. Ogni giorno la latteria ritira il latte di tutti i soci e ogni giorno, a turno, ogni socio fa il formaggio. Cosa vuol dire? Che se un socio conferisce alla latteria un quintale di latte al giorno, avrà un credito mensile di 30 quintali e se la latteria lavorerà 15 quintali al giorno, quando viene fatto il suo turno, verrà prelevato 15 quintali dal suo libretto. E quindi quel giorno in cui sarà di turno, tutti i prodotti che la latteria produce saranno suoi e lui potrà ritirarli. E quindi a fine mese lui si troverà sul suo libretto tutto il latte che ha conferito meno il latte che è stato lavorato. Come si mantiene la turnaria? In una maniera semplicissima, ovvero dividendo i costi che si sostiene attualmente per la lavorazione del formaggio, dividendoli per i quintali di latte, si otterrà il costo, il tasso di lavorazione giornaliero per quintale di latte. Ogni anno infatti la latteria potrà aggiornare il suo tasso di lavorazione in base agli aumenti o alle diminuzioni dei costi. Quindi se siamo bravi a gestire la latteria, il tasso di lavorazione calerà, e invece se abbiamo dei problemi o se purtroppo i costi aumentano come in questo periodo, sarà costretta ad aumentare il tasso di lavorazione. Questo sistema è un sistema molto semplice perché la latteria ogni anno chiude in pareggio il bilancio. Se c'è l'utile viene diviso fra i soci, se c'è una perdita viene diviso in base ai quintali sempre ai soci e quindi ogni anno il bilancio sarà in pareggio ed è evitato il fallimento. Questo è un sistema semplicissimo che ha permesso a tutte le latterie turnarie di sopravvivere. Le latterie turnarie si sono ridotte perché ovviamente non c'era più un animale o due per azienda, ma l'azienda ha iniziato ad aumentare le proprie produzioni e si è trovata ad affrontare il problema di commercializzare il latte. Questo ha portato ovviamente alla crisi degli anni '80 dove le piccole turnarie sono scomparse a favore ovviamente dei grossi caseifici che quelli acquistavano il formaggio. La latteria di Campolessi è riuscita a sopravvivere durante questi anni proprio perché ha intrapreso la sua strada che era quella di produrre qualità. Ovviamente non potendo
andare a competere sull'abbattimento dei costi, ha deciso di scegliere l'unica strada percorribile, che era quella di un prodotto di nicchia e di qualità. Crea la tua cooperativa in collaborazione con Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Perché in una cooperativa c'è democrazia economica? Innanzitutto perché i soci nelle cooperative hanno diritto ad un voto per ogni testa, a differenza di quello che accade in tutte le altre società. Nelle società normalmente il voto è parametrato all'intensità di capitale che il socio ha messo all'interno della società. In una cooperativa un socio, persona fisica, ha sempre diritto ad un voto e un voto solo, a prescindere dal capitale che ha messo dentro. E poi è proprio il funzionamento della cooperativa. Il socio diventa protagonista dell'attività economica attraverso dei passaggi. Il primo è la nomina del consiglio di amministrazione, quindi è il socio che nomina il consiglio di amministrazione, l'organo gestorio. Pensiamo come noi elettori che eleggessimo direttamente il governo del nostro paese. Questo viene a luogo ogni 3 anni, quindi c'è un controllo continuo da parte dei soci rispetto all'organo che è chiamato a dirigerli, ma addirittura c'è un controllo ancora più intenso, perché alla fine di ogni anno il consiglio di amministrazione, quindi l'organo che gestisce la cooperativa, deve presentarsi davanti ai soci con un documento contabile, con il bilancio, e in quella sede il socio che non fosse contento di come sta andando la cosa potrebbe anche revocare il consiglio di amministrazione, l'organo gestorio che ha nominato. Quindi un funzionamento assolutamente democratico, anche incentrato su un sistema di controllo molto pregnante da parte del socio. Vuoi costituire una cooperativa? Contattaci presso le sedi territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Oppure visita il sito www.confcoop-fvg.it. La latteria di Campolessi conta ben 17 soci, tutte aziende medio-piccole, agricole, a conduzione familiare. Diciamo che nel raggio di circa 11 km troviamo tutte le nostre aziende. Andiamo dalla piccola azienda con un animale solo all'azienda professionale che ha fino a 40 animali in mungitura. La latteria ha un suo disciplinare di produzione, ovvero gli animali sono alimentati solamente a fieno, erba e farine, sia di mais sia di soia, per completare l'alimentazione, e questo è previsto nel suo disciplinare, quindi sono vietati tutti gli insilati, sia di mais sia di erba eccetera. È un'alimentazione molto semplice. I soci conferiscono giornalmente. Una volta che il latte poi arriva in caseificio, viene lavorato dai casari, che sono gli artigiani del nostro caseificio, e tramandano una tradizione veramente secolare, perché ormai le scuole non ci sono più. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un casaro che è stato con noi ben 30 anni e che ha insegnato all'altro casaro l'antico lavoro con le tattiche, con i segreti, insomma, dell'arte di lavorare il latte. Adesso abbiamo 2 casari e continuiamo a lavorare sempre a latte crudo. Cosa vuol dire? Che il latte non subisce alcuna pastorizzazione e termizzazione, viene lavorato a una temperatura all'incirca fra i 40 e i 43 gradi, e per attivare la fermentazione usiamo il latte innesto autoprodotto, ovvero facciamo fermentare il latte dei soci migliori per poter produrre il formaggio. Questo implica sia la produzione di un formaggio tipico, unico, perché va a esaltare le qualità del nostro latte, che però ovviamente, come tutte le cose naturali, varia durante l'anno in base a quello che mangiano gli animali, per cui durante l'estate avrà un sapore e durante l'inverno avrà un altro sapore, insomma, perché gli animali mangiano fieno, mentre d'estate mangiano erbe, quindi subisce queste variazioni naturali. La latteria di Campolessi ha subito un forte ammodernamento nel 2012. Grazie a un aiuto regionale è stato ristrutturato completamente il caseificio e abbiamo utilizzato questa opportunità per poter costruire il nostro spazio interno. Questo è stato il nostro punto di svolta, perché ci ha permesso di arrivare direttamente al consumatore e quindi ottimizzare quelli che sono i costi della commercializzazione,
aiutare i piccoli che purtroppo non possono costruirsi ognuno uno spaccio, e questo ci ha dato il punto di svolta e ci ha permesso insomma di andare direttamente al produttore. Un'altra cosa importante, abbiamo ricevuto il riconoscimento Slow Food nel 2013, il presidio Slow Food è stato fatto ad hoc sul nostro modello, in quanto è stato preso a campione proprio il nostro disciplinare di produzione e il nostro metodo di lavorazione, e questo ci ha dato visibilità in un mondo diverso, che è quello sia della ristorazione sia della commercializzazione, perché comunque è stato riconosciuto, diciamo, ufficialmente quello che noi abbiamo da sempre fatto. Inoltre, grazie allo spaccio abbiamo potuto anche andare ad ampliare la nostra offerta, producendo dei formaggi molli, producendo la ricotta, il burro, eccetera, che sono prodotti che vanno venduti direttamente perché sono freschi e quindi hanno un tempo di stagionatura veramente limitato.